Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, eccovi oggi la prima partita del campionato italiano a squadre Serie Master, ovvero la Serie A. Qua gioco in prima scacchiera del Club 64 di Modena contro il Circolo di Catania, la cui prima scacchiera è il giocatore di Israele Gorstein Ido, un ragazzo giovane con 2514 puntiero. Io gioco D4 e lui gioca F5. Gioca F5 che è un'apertura molto ambiziosa, che vuole giocare l'olandese, vuole giocare il sistema di Leningrado ed aumenta le possibilità di evita la patta, aumenta le possibilità di vincere ma anche di perdere. Ecco, e qua adesso vedremo infatti una buona preparazione cosa può ottenere. Alfiere F4, gioca un sistema di Londra contro l'olandese che è abbastanza forte, di fatto F5 è dubbia. D6 mi gioca per provare a limitare il mio alfiere e per poi continuare in stile Leningrado sviluppando il fianchetto, la variante Leningrado dell'olandese. Ora gioco cavallo C3 che minaccia di prendere il centro con E4 e lo obbliga a giocare cavallo F6 e a questo punto E3. Ora il mio avversario gioca G6 continuando a impostare il sistema di Leningrado e a questo punto H4, ancora preparazione. Voglio giocare H5, no? L'idea di Alfa 0. A questo punto il mio avversario gioca H6 per essere in grado di rispondere ad H5 con G5. Infatti se lui giocasse alfiere G7 gioco H5 con idea o di cambiare a aprire la colonna H o di spingere fino in H6 e obbligare l'alfiere a tornare in F8. Se prendessi in H5 sono pronto a sacrificare la qualità con un attacco devastante. Qua il suo re è troppo debole, il bianco ha un attacco mostruoso. Infatti i motori d'analisi lo dimostrano. Ovviamente questa è ancora tutta preparazione. Lui aveva giocato anche cavallo H5 in qualche partita online, perché ovviamente per prepararsi bene bisogna anche scaricare gli account su chess.com degli avversari. Qua si può giocare alfiere H2 ma anche semplicemente alfiere 2, e qua anche se prende la coppia degli alfieri poi H5 diventa fortissima con un attacco brutale del bianco, e il nero è una posizione davvero davvero difficile. H6, a questo punto gioco donna F3. L'avversario pensa, prova a ricordare la teoria, se la ricorda alfiere G7, l'alfiere in fianchetto, ora donna G3. Lui voleva arroccare, ma ecco che dopo donna G3 che attacca G6 non ha altra mossa per difendere G6 che non re F7, perdendo il diritto ad arroccare. A questo punto gioco alfiere C4 scacco. Ora lo obbligo a giocare E6 perché se il re retrocede cade G6 con vantaggio decisivo del bianco. Se giocasse alfiere E6 prendo in E6, poi cade G6, un pedone, il re è orribile, in E6 il bianco ha un vantaggio decisivo. Se giocasse D5, D5 orribile, posso ritirare l'alfiere, posso subito prendere in C7 e poi ritirare l'alfiere con un vantaggio schiacciante del bianco. Gioca E6, arrocco lungo. Cavallo C6, cavallo H3. Questa è ancora la teoria. Lui mi gioca A6. Ecco, questa è una posizione che avevo preparato e a questo punto ho già molto più tempo sull'orologio. Il gioco E4. A questo punto lui non sapeva bene cosa fare, pensa ancora e sta pensando 10 minuti per mossa. Il tempo scade così, no? Perché ci sono 90 minuti in totale. Se lui non sa bene cosa fare la posizione è complicatissima. Voglio sfondare con E5, aprire tutto con E per F5. Lui accetta il sacrificio e adesso F3. Ancora tutto preparato. A questo punto se prende si espone a un attacco terribile sulla colonna F. Allora le mie conoscenze, diciamo ciò che avevo preparato, secondo ciò che avevo preparato la mossa migliore per il nero per corrispondenza è stata giocata, ovvero uomo motore contro uomo motore, era cavallo H5, donna F2, ora sia G per F3 sia cavallo per F4 perdono, cavallo per un attacco terribile, qua minaccio F per E4, G per donna per, poi minaccio scoperte, davvero un attacco devastante. E quindi qua torre F8 dovrebbe giocare donna E3, qua ancora cavallo per F4 porta una posizione disastrosa per il mio cavallo entra in gioco, deve giocare re G8, alfiere per H6, le complicazioni continuano, però qua stiamo parlando di analisi di apertura che lui non sapeva
io me l'ero preparato guardando appunto le sue partite da torneo, le sue partite online, e comunque lui non si ricordava le sue conoscenze teoriche finivano qui. Ci sono posizioni dove non sapere la teoria porta a uno svantaggio piccolo, un leggero svantaggio. In questo caso non sapere la teoria, una posizione così complessa con re in F7 può portare a conseguenze devastanti. Lui gioca B5, qua inizio a pensare, la prima mossa della partita che penso 10 minuti, mi prendo il mio tempo perché ho già mezz'ora in più sull'orologio. Gioco alfiere B3 mantenendo l'alfiere sulla diagonale, sempre inchiodando il pedone che non può avanzare. Ora voglio giocare semplicemente F per E4 e prendere. Ora se lui prende S qua si espone a un grande attacco, donna per F3, attacco il cavallo. Io devo a volte giocare presa, a volte anche presa, prese se sposta il cavallo scoperte, ho idea di giocare G4, G5, torre F1 con attacco decisivo su alfiere B7, anche D5 interessantissima con attacco potentissimo lungo le diagonali, vedevo cose così. Ora il suo re è davvero in una posizione pietosa. Allora lui mi gioca cavallo A5 per eliminare il mio alfiere. A questo punto gioco F per E4, lui cattura in B3, gioco A per B3, e a questo punto voglio giocare E5. Se lui si sviluppasse io gioco E5, un attacco terribile. Se lui per esempio gioca cavallo H5, attaccandomi la donna e l'alfiere, lui diceva che aveva paura di donna F2 dopo la partita. Io pensavo donna G4 semplicemente, ma tengo l'attacco su G6 e 6, la pressione, non può spostare il re. Poi giocherò torre F1, se prende in F4 entra in gioco il cavallo e già gli cade uno di questi pedoni vicino al re, cioè avrò in breve un attacco decisivo. Allora decide di giocare B4 attaccando il cavallo difensore di E4. Ora potrei spostare il mio cavallo, ma anziché spostare il cavallo gioco E5 contrattaccando. Penso 5 minuti ad E5, in realtà stavo già anche pensando sul suo tempo. Ora se lui giocasse di per attaccherei la donna e il cavallo con conseguenze funeste. Se giocasse cavallo H5 gioco donna F3 con conseguenze devastanti perché sto attaccando la sua torre e sto minacciando una scoperta decisiva con l'alfiere. Se gioca cavallo per F4 potrei sia prendere la torre, ma anche cavallo per F4 sarebbe devastante perché minaccio la torre e minaccio anche scoperte con il mio cavallo e la sua posizione è davvero difficilissima da gestire. Quindi qua davvero la posizione è difficile. Lui sceglie di giocare B per C3, E per F6, ora C per B2 intermedia, Re per B2, alfiere per F6. Il nero ha un pedone in più ma la sua posizione crolla. Avrei potuto giocare alfiere F8, ma dopo alfiere F8 può venire schiacciato, per esempio con H5. H5 sembra fortissima, o torre F1 semplicemente, non potrà mai prendere in F6. Anche H5 su G5 un sacrificio. Ci avrei pensato con calma, diciamo, qua cosa giocare, ma ho tante mosse buone, anche queste, non può mai prendere in F6, perché se prende in F6 per esempio lo inchiodo, se prende di re posso dare una scoperta con doppio scacco e vinco. Se giocasse donna per F6 il mio attacco continuerebbe, potrei giocare anche torre F1 e minaccio già una scoperta decisiva. Gioca alfiere per F6, lui pensava di essere ok, ma adesso una mossa che lo spazza via. Alfiere E5, 2 punti esclamativi, dopodiché lui prende in E5. Perché alfiere E5 così forte? L'alfiere impresa del suo alfiere del pedone. Ma cosa succede? Allora, innanzitutto una minaccia molto semplice. Per esempio, se lui giocasse, non so, torre F8 per consolidarsi sulla colonna F, lui anche indietro di sviluppo ha le torri scollegate, io vinco giocando alfiere per F6, questa è la mia minaccia se lui non fa niente. Alfiere per F6, se gioca donna per F6 vinco giocando torre F1 e inchiodo sorella sua donna. Se gioca re per F6 vinco perché gioco donna F3 con attacco doppio, guadagno non la qualità ma una torre secca. E qua la torre, con la torre in più vincerò la partita. Allora, questa è la mia minaccia che è devastante. Se lui giocasse mosse come per esempio, non so, cosa potrebbe giocare? Re G7, qua avrei numerose idee. Per esempio se gioca Re G7 potrei continuare l'attacco anche con cavallo F4, con conseguenze terribili per lui. Davvero la sua posizione sta crollando, sta cadendo a pezzi. Su Re G7 anche torre F1 è interessantissima. O anche semplicemente prendere su Re per F6 guadagno la torre di nuovo,
su donna per F6 la mia torre entra in gioco con tempo, la donna si sposta, cavallo H5, attacco G6, se con matto quasi, se gioca donna F7, cavallo H5, il pedone G è inchiodato e guadagno anche la donna, su donna E8 per difendere G6, cavallo H5, il pedone inchiodato, e su re G8 o re H7 in entrambi i casi do doppio a re e donna, con attacco decisivo. Fantastico, no? Quindi la sua posizione davvero si sta sfracellando. Se lui giocasse d per E5, posso giocare d per E5 e ora ho varie minacce. Minaccio la donna, minaccio l'alfiere. Se sacrifica la donna perde. Se gioca alfiere per H4, gioco donna F3, cioè, o do scacco e attacco la donna e la torre. Vuol dire che prenderò prima la donna, poi prendo anche la sua torre, con la donna in più donna per alfiere, partita stravinta. Davvero perde. Se gioca alfiere per, posso giocare donna per e vinco perché mantengo l'attacco sulla sua donna, minaccio torre F1, tutti i miei pezzi entrano in gioco con conseguenze devastanti. Se gioca donna per H4 ho la torre in presa, se gioca donna E8 potrei vincere anche con donna per C7, su re G8 torre D8 guadagna materiale. Se gioca re F6 potrei vincere anche con torre F1, matto, devastante. La sua partita è completamente persa. Se gioca alfiere per H4, ha in presa questa torre, posso giocare donna F3 e poi ha 2 torri in presa. Posso guadagnare 2 qualità, ho una qualità, una torre, prendo in H8, su re per H8, donna per A8 e ho 2 torri per un alfiere, vantaggio decisivo. Quindi davvero fortissima qua, alfiere E5. A questo punto, dopo alfiere E5, il mio avversario gioca alfiere per, D per, ora voglio prendere, lui gioca D5 per mantenere chiusa la posizione. A questo punto torre F1, tutte le mie forze entrano in gioco, voglio portare magari la torre in F6 tipo su re G7, torre F6 per concludere la partita. Se prendo in G6 perde. Può giocare donna E8 allorché il cavallo entra in gioco con attacco fortissimo. Ora se giocasse per esempio, non so, G5 prendo e vinco. Se gioca H per, donna per, ecco qua per esempio do matto in tutti i modi, torre H6, torre H1, ho tutti i pezzi in attacco. Se gioca H5 gioco G6, quindi puoi giocare donna G5, torre F7 o donna G5, cavallo per, con attacco decisivo. Quindi qua dopo torre F1 gli gioca re 7, donna per. Ora ho recuperato il pedone in meno, il materiale pari e gioco gratis. A questo punto minaccio donna G7, obbligando il re ad andare in settima e poi guadagno la torre. Gli gioca donna G8 per provare a cambiare le donne e ora cavallo F4. Lui può cambiare le donne, ma a che prezzo? Al prezzo di perdere la torre per via di un attacco doppio. A questo punto quindi gli gioca re D7 per spostare il re. Avrebbe potuto giocare alfiere B7 per completare lo sviluppo, ma allora avrei vinto con donna F6, re D7, qua ho visto 2 vittorie. Una era cavallo G6, che attacca la torre, su torre H7 guadagno comunque la qualità. Il cavallo è attaccato 2 volte ma è difeso 2 volte e quindi alla fine di tutto guadagno la qualità. E con finale che dovrebbe essere vinto. In realtà su alfiere B7 ciò che volevo giocare era cavallo per E6, che sembra fantastica perché guadagno un pedone importantissimo e continuo a dominare la posizione, minaccio un attacco doppio di questo tipo, il pedone passato andrà a donna, quindi lui perde se non fa nulla. E se gioca donna per E6 gioco donna G7 e qua in qualunque modo pari lo scacco perde, perché se il re tipo va sull'ottava traversa perde la torre e perde la partita. Re D7, donna G7, se il re torna indietro torre F8 è praticamente matto. Se para lo scacco con gioco torre F7 e vinco. Se gioca re C6, torre F6 e guadagno la donna e ho partita vinta. Quindi, sì, qua perde, no? Donna per, poi spingo il pedone, ho partita completamente vinta. Quindi, torniamo indietro, cavallo F4, se donna per G6, cavallo per G6 con attacco doppio, su alfiere B7 vinco con scacco e presa. Io mi gioca re D7, inizio a spostare il re. Ecco qua ho tante idee. Io pensavo
Donna F6 che pensavo dovrebbe vincere alla lunga, magari gioca torre H7 e non so esattamente cosa fare. Ma qua dopo re di 7 alla fine ci penso e dico, ma perché non entrare, non semplificare ed entrare in un finale senza rischi? E gioco cavallo per D5, 2 punti esclamativi. What? Cosa? Lascio la donna in presa e metto il cavallo in presa? Beh, non è proprio così. Beh, ora io minaccio una scoperta con il cavallo in F6, in B6 vincendo, quindi lui dovrà prendere contromisure, ma comunque cosa faccia perda. Vediamo cosa succede. Se prende il cavallo, gioco torre F7, scacco, il re non ha accesso alla sesta traversa, deve tornare indietro, ma se gioca re di 8 vinco con donna F6, re 8 e donna E7 matto. Se gioca re 8 vinco con torre G7, un attacco contro il re e la sua donna, ma più che prendere la donna vado a dargli matto, no? Matto. Game over. Quindi, a questo punto, dopo cavallo per D5, lui gioca donna per G6. A questo punto il cavallo torna indietro, ma ho eliminato il pedone in D5, gli giocano un attacco di scoperta e gli attacco la donna. Lui gioca re 8, il re non può andare in E7 perché prende in G6, con doppio. Può andare in C6 ma è la stessa cosa. Cavallo per e vinco. Non può andare in G8 qua per cavallo E7 doppio. E se gioca torre 8, ok, torre F6 poi vinco con lo stesso metodo della partita avanzando la mia maggioranza. Giocare 8, cavallo per G6, attacco la sua torre, torre F8 in presa, torre H7 matto, gioca torre G6 e gioco torre F6. A questo punto la partita è persa, non può muovere l'alfiere in B7 perché perde il pedone. Gioca alfiere B7, prendo il pedone, e per esempio se scappa con il re gli do praticamente matto. Gioca torre B8, io gioco H5, qua ho capito il mio piano. Il mio piano è semplicemente giocare G4, G5 e su H per H6, H7 e vincere, andare a donna. Se sacrifica la qualità perde, prendo la qualità poi vado a donna. Ora diciamo che lui gioca, per esempio, diciamo che lui difende il pedone G4 e ora sviluppa l'alfiere. Io ho visto che vinco con G5, vinco la partita perché gioca H per G5, H6 e sto andando a donna, e che è imparabile. Per esempio mi attacca il cavallo, chi se ne frega, H7, se prende in G6 vado a donna, se prende di alfiere catturo la torre e la torre non ha caselle, se va in F8 in presa, se va in H8 anche guadagno la torre secca e la partita. Vantaggio devastante, fortissimo. Se gioca alfiere F3 è in presa, non ha difese. E qua gioca torre B4, io gioco C4 tagliandogli fuori la torre, non può interferire. Lui gioca A5 per giocare A4, re C3, non ho fretta, su A4 la torre rimane in presa. Ora lui torna indietro con la torre. Se giocasse C5 potrei continuare con il mio piano di G4, ma semplicemente ho già un pedone in più, pezzi più attivi, avrei giocato torre A1 e gli cade A5 e C5 e perde la partita. Gli cadono tutti i pedoni, 2-3 pedoni in meno, pezzi più attivi. La torre è morta, il re non ha caselle, perde. Gioca torre B7, gioco G4, voglio continuare l'attacco. Gioca a questo punto torre A7 per preparare A4, ma che non porta a nulla. A questo punto io ho pensato, se gioco G5, H per e H6, minacciando di andare in H7, lui vuole salvarsi con così, controllando H7. Quindi io preparo G5 e gioco torre F1. Qual è l'idea di torre F1? Lui gioca A4, continua con il suo gioco e non ha altre mosse. Io gioco G5, lui abbandona. Perché abbandona? Proviamo a capire. Ora, se lui non fa nulla, prendo in H6 e gioco H7, no? Per esempio, se lui gioca A3, prendo in H6 e minaccio H7. L'unico modo è giocare C5, ma allora vinco così. Torre F8, presa, re di 7, torre F7, infilata e vinco. Su re C6, torre per A7 e vinco la partita. Se lui, quindi torniamo indietro, dopo G5 se lui gioca G per H6, minaccio di nuovo H7 e andare a donna o intrappolare la torre. H7 intrappolato la torre, se gioca torre per, poi vado a donna, vinco, non ha pezzi, l'alfiere non fa nulla, ho anche la qualità in più. Se gioca C5 do scacco e poi posso o dare l'infilata e guadagnare la torre o andare a donna, ho già la qualità in più e tra poco la donna in più. E se gioca C5 gioco torre F8 e vinco, re di 7, torre F7 e vinco, re 8, torre per A7
game over. H7, H8. Quindi, visto che dopo G5 promuovo con la forza e la torre anche in trappola, pezzo senza mobilità, il mio avversario abbandona. Quindi una partita molto interessante. Poi anche la squadra ha vinto molto bene. Allora, le parti importanti di questa partita, per riassumere, sono stati la preparazione H4, questo sacrificio è stato giocato nel gioco per corrispondenza, e poi nel medio gioco contro B4 questo contrattacco con E5, e qua la mossa critica, la mossa vincente è stata alfiere E5, 2 punti esclamativi, con tutto il calcolo delle complicazioni che vince in modo forzato. E in un secondo momento l'altra mossa chiave, l'altro punto critico, qua è stata la semplificazione al finale con cavallo per D5, 2 punti esclamativi. E poi nel finale, quindi varie fasi, per vincere bisogna vincere tutte le fasi, torre F6 dominazione, ecco qua il piano vincente è stato H5 per giocare G4, G5 su H per l'avanzata del pedone H fino a promozione, che di fatto dopo qualche scaramuccia ciò che è avvenuto, torre F1 prima finezza, G5, H6 e nero abbandona. Su C5 ripeto l'infilata, torre F8, torre per, re D7, torre A7 e abbandona. Se non gioca C5 non può difendere il pedone, non ha nemmeno torre H8 perché è in presa. Quindi partita interessante, vediamo adesso come continuerà il torneo. Spero di portarvi presto altre partite. Alla prossima!